Va ora in onda Filo Diretto. Va ora in onda Lega Liguria con Fabrizio Graffione. Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria. Oggi sole, qualche nuvola e un maestralino che comunque ha portato una ventata di fresco nella nostra regione. Siamo intorno oggi ai 30-31 gradi, fa sempre caldo, però non come gli altri giorni, ossia quelli della scorsa settimana. Vi ricordate, si boccheggiava. Beati coloro comunque che possono stare in spiaggia e farsi un tuffo in mare, devo dire, pulito in queste settimane, in questi giorni a Genova, nella riviera genovese e nelle riviere di Levante e di Ponente. Ma passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata, che è il nostro ex assessore comunale alla sicurezza di Genova, Giorgio Viale. Ciao Giorgio, ci sei? Ciao Fabrizio, buongiorno a tutti. Ciao Giorgio, allora sei in spiaggia tu adesso o sei in giro? Dove sei? No, purtroppo devo lavorare, poi alle 2:30 avrò una divertentissima sessione in consiglio comunale, in commissione, tanto per vedere qualche stupida novità di questa folle maggioranza. Allora, dunque, partiamo un attimino con queste manifestazioni, appuntamenti, eventi in ricordo del 25esimo anniversario del G8 2001 di Genova. E ci sono state ovviamente 1000 polemiche. Partiamo subito con il fatto che gli Antifa e gli attivisti di sinistra hanno ribattezzato Piazza Alimonda a Genova Foce, dove rimase ucciso Carlo Giuliani. È stata ribattezzata la piazza, appunto, Piazza Carlo Giuliani, con un pennarello rosso, di colore rosso. È stata vergata questa scritta, è stata deturbata la targa. Molti genovesi si sono un po' lamentati di questo fatto, ma la cosa grave, ci sono altre due cose gravi. La prima è che il sindaco di Genova, Silvia Salis, è andata proprio in piazza Alimonda, ribattezzata Piazza Giuliani, e ha solidarizzato con gli attivisti di sinistra. Poi è ritornata in piazza Giuliani, tra virgolette, e ha partecipato al corteo verso la scuola Diaz, dove ci fu quella che per i giudici fu questa macelleria messicana. Era stata battezzata così da un PM della Procura di Genova. L'altro fatto invece riguarda Palazzo Ducale, che come sapete a Genova è un po' l'istituzione della cultura, sia del comune sia di tutta la regione Liguria. Palazzo istituzionale dove un Antifa No King ha fatto delle dichiarazioni che sono parse a molti minacciose e violente, e a quel punto la sindaca Salis non ha preso le distanze contro queste dichiarazioni che erano rivolte a chi non la pensava come questo Antifa No King. Poi in realtà la sindaca Salis, anzi il sindaco Salis, come lo chiamiamo noi, in Consiglio Comunale a Genova ha un po', tra virgolette, ritrattato e ha continuato a non condannare, ma ha dichiarato non ho nessuna difficoltà a prendere le distanze in modo netto da quello che è stato detto a Palazzo Ducale. Ecco, vogliamo un po' parlarne con l'ex assessore Giorgio Viale, perché il discorso sicurezza, il discorso anche dei residenti della Foce, che tutti gli anni purtroppo sono costretti a subire forti disagi per queste manifestazioni. Allora, ti lascio la parola a te, così commenti un po' questi fatti che ho elencato.
Vai Giorgio. Beh sì Fabrizio, vedi, io non solo come ex assessore ma anche come segretario della sezione che ha sul territorio queste manifestazioni, purtroppo ogni anno ho già più volte lamentato questi eventi. Il fatto che il sindaco partecipi ad una manifestazione nella quale si imbratti pubblicamente una targa pubblica già di per sé dovrebbe dare il senso delle cose e farci capire quanto oramai non ci sia più nemmeno il senso istituzionale da parte di questa sinistra. Ma il problema è proprio come dicevi te, questo corteo ha lasciato scritte ovunque. Noi abbiamo un sacco di cittadini che si ritrovano il palazzo coperto di scritte, nell'area di Piazza Limonda praticamente ovunque tutte scritte antifa, ma anche per tutto il resto della Foce, finanche in Albaro, perché poi la scuola Diaz si trova in un altro quartiere rispetto alla Foce, si trova nel quartiere di Albaro, e finanche lì si sono riscontrate un sacco di scritte antifa e di vari deliri. E quindi già abbiamo un problema di logicità, un sindaco che dovrebbe Tra l'altro, garantire... scusa Giorgio, ti interrompo un attimo perché volevo dare la notizia. Durante il corteo da Piazza Limonda a Piazza De Ferrari in centro a Genova è stata anche attaccata, tra virgolette, la sede di Confindustria a Genova con lanci di vernice, uova, eccetera, scritte anche lì. Ecco, quindi... Ma sì, certo, fa perché parte di bisogna questa ricordare a Genova, perché noi genovesi diciamo per noi è una cosa ovvia, però per chi ci ascolta da fuori Genova, diciamo che la ferita del G8 2001 è una ferita ancora aperta per tutti i genovesi, perché la città fu devastata e messa a ferro e fuoco da manifestanti violenti, e questo spesso si dimentica, non viene ricordato, anche sui quotidiani. Purtroppo i miei colleghi non ricordano questo fatto. Io c'ero lì nel 2001, tra l'altro lavoravo per un quotidiano qua genovese, e mi ricordo perfettamente la paura, il terrore della gente, eccetera, ma come la città fu veramente messa a ferro e fuoco e devastata da manifestanti violenti. C'erano anche quelli pacifici, ma c'erano questi violenti che veramente ci distrussero praticamente la città. Beh sì, allora, riprendendo un attimo il discorso, mi parlavi appunto delle contestazioni contro le grandi industrie. Beh, anche qua siamo all'isteria. Da un lato c'è Silvia Salis che va nei salotti buoni e dice anche su patinate riviste che Leonardo, Confindustria eccetera sono il futuro. Dall'altro ci sono i suoi manifestanti con i quali manifesta, che scrivono in giro bruciate Leonardo SPA e assaltano la sede di Confindustria. E questa è già la prima follia. L'altra follia è appunto un sindaco che gira con della gente che imbratta, sporca, distrugge. E infine quello a cui purtroppo siamo oramai abituati e che dicevi te, una vergognosa riscrittura della storia da parte della sinistra genovese, che ha aspettato 25 anni e ha addestrato dei ragazzini che nel 2001 non erano nemmeno nati a manifestare per celebrare non si capisce cosa. Io ricordo semplicemente che all'epoca ci furono certificati 13 miliardi e mezzo di care vecchie lire di danni. Il comune dovette pagare più di 2 miliardi di lire di danni a tutte le varie strutture pubbliche che furono affidate all'epoca ai cari manifestanti pacifici e furono riprese, riconsegnate, distrutte, e quindi andarono rifatte da zero. Furono distrutti 8 distributori di benzina, sfasciate più di 120 vetrine, distrutte 250 automobili. Ci sono, io mi ricordo ancora i video di questi manifestanti che distruggevano una Panda, la tipica auto dell'imprenditore medio, no? La vecchia cara Panda della fine degli anni 80, inizi anni 90. Ecco, queste cose non vengono assolutamente ricordate, vengono ignorate, e per di più si invitano in palazzi istituzionali, quali Palazzo Ducali, questi fenomeni nati dopo il G8 che invitano ad andare a prendere casa per casa quelli che loro ritengono siano i fascisti, quindi praticamente qualsiasi nemico politico loro abbiano, loro li automaticamente definiscono fascisti e improvvisamente hanno queste squadrasce violente disposte a tutto
che minacciano e creano un clima d'odio pesante anche all'interno delle sedi istituzionali. Quindi tutti questi fatti a Genova non hanno portato niente se non che ulteriore devastazione che andrà pagata coi soldi dei cittadini, perché poi saranno i singoli cittadini a dover cancellare le scritte sui loro palazzi, non verrà certamente la sindaco Salis armata di scopa, paletta e solvente a pulire le facciate dei genovesi che sono stati danneggiati, però ognuno si è fatto la sua bella passerella. Purtroppo devo dire che con rammarico non è una cosa che non ci aspettavamo, sapevamo che sarebbe accaduto, anche in campagna elettorale loro esaltavano questi fenomeni, e quello che dobbiamo fare è fare informazione e raccontare a tutti quello che avvenne veramente, cioè dei gruppi di violenti che manifestarono pesantemente per un evento che peraltro non volle un governo di centrodestra, perché il G8 a Genova fu voluto da D'Alema e che di centrodestra ha veramente poco, però come viene raccontata è appunto una nuova vulgata nella quale c'erano dei manifestanti solo pacifici pestati dai cattivissimi poliziotti e che agitano gli animi, un po' come sta succedendo a Bologna, creando appunto devastazione e attirando violenti. Questa purtroppo è la sinistra con la quale abbiamo a che fare quotidianamente qua a Genova e in Italia. Senti Giorgio, abbiamo già il secondo ospite, è quasi in linea. Ecco, ti volevo, innanzitutto volevo spiegare ai nostri radioascoltatori che l'ex sindaco di Genova, Marco Bucci, di centrodestra, durante le sue 2 legislature a Palazzo Tursi, in comune a Genova, non ha mai partecipato a questo tipo di manifestazioni che sono chiaramente, palesemente divisive, ma così come non ha mai partecipato ad altre manifestazioni dall'altra parte, ecco, ha sempre tenuto un comportamento istituzionale. E tra l'altro l'altra sera, mentre il sindaco Silvia Salis era in corteo con gli antifa e gli attivisti di sinistra, proprio in quelle ore lì Marco Bucci, che adesso è governatore ligure, si è recato a Genova Sturla, poco distante, a salutare, a dare il benvenuto, a dire siete benvenuti ai nuovi carabinieri che sono stati assegnati alla nostra regione. Ecco, questo mi sembra veramente, c'è una foto, è proprio, diciamo, il simbolo di come ci si comporta quando si ha l'incarico istituzionale e di come non ci si comporta quando si hanno carichi istituzionali. 10 secondi Giorgio, poi passiamo all'altro ospite. Sì, perché poi quando si ci occupa di sicurezza si va a cercare le forze dell'ordine, se invece si ci occupa di partigianeria politica si va a cercare questi gruppi violenti. E concludo così, caro Fabrizio, purtroppo di sicuro noi non potremo mai partecipare ad una di quelle manifestazioni, anche perché ci tirerebbero addosso di tutto, perché di questo si tratta, di personaggi violenti. Un saluto a tutti. Perfetto, grazie Giorgio, buona giornata, buon lavoro. Allora ringraziamo il nostro ex assessore comunale alla sicurezza al comune di Genova, Giorgio Viale. Passiamo subito al nostro secondo ospite della mattinata, che è il nostro consigliere municipale del centro ovest, Davide Rossi. Ciao Davide, ci sei? Assolutamente sì, eccoci, grazie della possibilità di poter raccontare un po' di fatti anche del nostro territorio. Ecco, anzi ringraziamo tu che sei come sempre disponibile. Passiamo subito al discorso G8, ne abbiamo parlato qua con Giorgio Viale. Ecco, questo sindaco Salis che va alle manifestazioni degli antifa e degli attivisti di sinistra. Ecco, tu come la vedi anche dal tuo territorio, perché ricordiamo che San Pier del Sant'Adoro è un po' più distante rispetto al centro città, alla Foce e in Albaro, dove sono venuti i fatti più caldi del G8 2001 di Genova. È un territorio che comunque per certi versi in quegli anni là l'aveva sentito nel 2001, perché il corteo partì proprio da Piazza Montana a San Pier d'Arena e noi abbiamo
la presenza di un grosso centro sociale che fu uno dei più determinati nel fare caos in quel frangente, che è proprio il centro sociale Zapata, che è nel nostro quartiere. Credo che la sindaco tra una passerella e l'altra non si faccia scappare niente, neanche le passerelle tra gli antagonisti, quando c'è una città in questo momento che ha bisogno di risposte urgenti, importanti, a breve termine, su quella che è la polizia, su quello che è la sicurezza, su quelle che sono appunto l'aumento delle tasse indiscriminato che da un anno a questa parte vediamo portare avanti da questa amministrazione. Quindi credo che abbiamo assistito anche a brutte pagine, perché anche il fatto che sia stata vandalizzata una targa in quel modo lì, tra l'altro condivisa anche da parte di membri che hanno ruoli importanti in varie municipalità, e mi riferisco soprattutto al presidente del municipio centro-est, il fatto che comunque si rimandi invece tutte quelle che sono le risposte che il territorio invece necessita, fa un po' specie e fa un po' riflettere su cosa vuol dire aver riportato la lancetta indietro dopo 8 anni di buon governo di questa amministrazione da parte del centrodestra, a rivivere situazioni che probabilmente la città vorrebbe dimenticare. Ecco, senti, tra l'altro proprio ieri c'è stato l'annuncio della stangata Tari che a Genova aumenta del 5,7%. Il sindaco Silvia Salis dice vabbè, pazienza, e il centrodestra invece si è sollevato e ha detto non sa amministrare, ma proprio per niente. Diciamo che era nelle cose, quando si mette a capo delle città, l'abbiamo visto in tutte le latitudini del nostro paese, e sindaci di espressione di sinistra le tasse aumentano. Fa specie la tassa della Tari, perché intanto viene da una serie di aumenti ingiustificati, prima l'IMU e poi il taglio Italia MT, e adesso appunto questa cosa ingiustificata della Tari, perché comunque a fronte di un aumento abbiamo un servizio che in questo momento non funziona. Io prendo il caso di San Pier d'Arena, ma anche di Santo Edoro, dove abbiamo i rifiuti che in molti giorni della settimana arrivano nei primi piani e io li documento ogni giorno, dei palazzi. Abbiamo i rifiuti ingombranti che sono in ogni dove, le strade che non vengono lavate. In passato la programmazione, ero consigliere comunale, me la ricordo bene, era ogni 15 giorni che venivano lavate le strade in maniera specifica e puntuale. Questa cosa non avviene più. Non mi pare che Amio abbia gli stessi problemi, che tra l'altro anche questi sarebbero da verificare, di MT, e credo che appunto i genovesi siano esasperati. In mia testimonianza ancora oggi ho risposto almeno a 4 telefonate di persone che appunto non capivano perché si aumenta la Tari, ma si respinge l'idea del termovalorizzatore pulito, che è una struttura, siamo nel 2026, all'alba del 2027, che probabilmente permetterebbe di chiudere il ciclo dei rifiuti in maniera efficiente e dare delle risposte ai cittadini in termini invece di abbassamento delle tariffe. Andiamo sempre a inseguire una politica ideologica, la sinistra fa sempre questo, quando invece bisognerebbe trovare risposte concrete nell'interesse della collettività. Ecco, allora volevo un commento un po' anche da te, perché centro-ovest, in particolare San Pier d'Arena, è un po' una zona calda, una zona rossa per quanto riguarda la sicurezza. Un commento sul fatto che Marco Bucci, presidente di Regione Liguria ed ex sindaco del comune di Genova, di centrodestra, è andato a dare il benvenuto ai carabinieri. Siete benvenuti, ha dichiarato, e la stessa sera, cioè l'altra sera, il sindaco Silvia Salis invece è andata al corteo degli antifa e degli attivisti di sinistra. Ecco, mi sembra un po' insomma, anche il sindaco Salis, che chiede sicurezza, dice che la polizia locale non ce la fa, non deve essere addetta, 1000 scuse, fa lo scaricabarile, eccetera, che poi non si capisce perché allora c'è un assessore comunale alla sicurezza a Genova come in tutte le altre città italiane. E questa è veramente un'immagine, una fotografia che chiarisce perfettamente quale deve essere il ruolo istituzionale, lo ribadisco, di un sindaco, e quale
non deve essere il ruolo istituzionale di un sindaco. Assolutamente, noi assistiamo a sindaci, anche l'Epore negli scorsi giorni, che appunto vanno a cinguettare verso appunto frange estreme per raccattare 4 voti, evidentemente perché hanno maggioranze che arrivano veramente a mettere insieme qualsiasi cosa pur di vincere nei confronti del centrodestra. Il centrodestra e il presidente Bucci, che rimpiangiamo come sindaco, è andato a dare il giusto benvenuto ai carabinieri che verranno impiegati nel nostro territorio regionale e quindi anche in città, e quindi anche qui il plauso al governo, che ha ascoltato anche il territorio che chiedeva, quindi soprattutto la Lega, la possibilità di aumentare, diciamo, le presenze delle forze dell'ordine in città e in regione. Dall'altro canto abbiamo una giunta comunale, un assessore all'insicurezza, come lo chiamo spesso io, e un sindaco che non solo cinguettano verso, diciamo, le frange estreme della nostra città, ma depotenziano la polizia locale, perché lo abbiamo visto, il nucleo antidegrado è stato smantellato, hanno tolto il taser. Io non più tardi ancora di una settimana fa avevo chiesto, e lo ricontinuerò a chiedere, la possibilità di dotare a Genova, ma soprattutto quindi anche a San Pierdarena, la presenza degli alpini di Strade Sicure, che erano già presenti tra l'altro con un sindaco di sinistra, quindi parliamo della sindaco Vincenzi. C'era questa operazione, sarebbe da riportare. Il sindaco De Luca, sempre di sinistra, l'ha fatto. Non capiamo come mai la sindaco Salis, che apparentemente dovrebbe essere una sindaco espressione di un centro-sinistra moderato, invece si sta rivelando una sindaco legata da AVS, diciamo alla sinistra estrema, perché le azioni lo testimoniano giorno dopo giorno. Questo mi sembra chiarissimo. Volevo concludere ricordando ancora che Genova fu devastata e messa a ferro e fuoco da manifestanti violenti durante il G8 2001, una ferita ancora aperta per tutti i genovesi. Volevo ricordare quello che ha dichiarato Matteo Salvini, e secondo me è veramente perfetto. Lanciare un estintore contro un carabiniere su una camionetta non è un atto meritorio e valido da ricordare. Sei d'accordo? Assolutamente sì, e lo vediamo appunto in tutti gli episodi che si verificano in Italia, dove la sinistra è sempre dalla parte sbagliata a celebrare delinquenti, ladri e assassini, quando invece magari mette all'agonia carabinieri, poliziotti, vigili del fuoco che fanno nient'altro che il loro lavoro. Bisognerebbe sempre stare dalla parte dello Stato e delle divise, perché sono le persone che per 4 soldi, anzi andrebbero aumentati probabilmente gli stipendi per queste persone, mettono a rischio la loro vita, ma per garantire la nostra sicurezza giorno dopo giorno. E con questo concludiamo, ti ringraziamo, ti auguriamo una buona giornata, un buon lavoro. Ciao Davide. Ciao, grazie, viva Radio Libertà. Grazie ancora al nostro consigliere municipale del centro-ovest del comune di Genova, Davide Rossi. E per il momento da Genova e dalla Liguria è tutto. Linea a Milano da Fabrizio Graffini.